del 7.30. Fino all'ora del 7.30. In collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Grave frontale autocorriere in Vallarsa, l'incidente causato da un sorpasso azzardato, ferito il conducente di 73 anni, illesi i passeggeri del bus. Anche a Trento la protesta delle tende contro il caro affitti. Gli universitari, senza casa, come possiamo studiare? Dal falso attacco, mai reso pubblico, al ciclista, all'aggressione contro Andrea Papi. Dalla piccola dice, dalla giunta un regime di controllo sull'informazione in merito agli orsi. Brunch salati e apericena affacciati sul Buon Consiglio. In Piazza Mostra, a Trento, nasce l'Enoteca Le Scuderie del Castello. Il nostro sogno divenuto realtà, dicono i gestori. A Belluno il primo Pride della sua storia, già tante adesioni di associazioni del Veneto, al via anche una raccolta fondi per finanziare l'evento. La data è sabato 15 luglio. Angela, sono tornato. Come ogni anno! Ti stai divertendo, eh? E io chiamo il K-Facli. No, il K-Facli no. Quando si avvicina l'ora del 7.30, non preoccuparti, c'è il K-Facli. Veloci e affidabili come sempre. Prenota subito il tuo appuntamento su kfacli.it